Euroregione News. La Porta Gialla di Grado, una porticina gialla di accesso alla spiaggia in corrispondenza dei primi bagni e delle prime strutture turistiche di Grado, le Ville Bianchi, ancora sotto l'impero, restaurata negli anni 90 dall'architetto Ennio Puntin per volere dell'associazione Mitteleuropa. Il 29 giugno una simbolica cerimonia di apertura di questa porticina da parte del console generale d'Austria a Milano, Clemens Mantl, accompagnato dalla console onoraria d'Austria in Friuli Venezia Giulia, Sabrina Strolego, e dal console onorario della Repubblica Ceca, nonché presidente dell'associazione Mitteleuropa, Paolo Petiziol. Presenti il sindaco Dario Raugna, il direttore di Promoturismo FVG Lucio Gomiero, l'assessore regionale Alessia Rosolén, il presidente del consorzio Grado Turismo Thomas Sawyer, l'amministratore di Grado Impianti Turistici Alessandro Lovato, il viceprefetto di Gorizia Antonio Falso e la vicepresidente dell'associazione Mitteleuropa Camilla Beltramini. Un cancello piccolo, ma la cui azione simbolica dell'apertura ha un significato molto importante per noi, ha detto Mantl. I problemi sono oramai superati e grazie alla collaborazione tra Austria e Friuli Venezia Giulia ora è possibile ripartire con un impegno a garantire le vacanze in sicurezza. Credo che abbiamo superato i problemi ormai, grazie anche alla cooperazione che esisteva proprio tra l'Austria e l'Italia, tra le regioni della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia. Il turismo è importante per tutti noi due, sia in Austria che sia qua nel Friuli Venezia Giulia, e proprio con questa apertura credo che diamo un piccolo ma importante gesto che ripartiamo. Ma è importante proprio quest'anno, credo che si assicura una vacanza sicura, e quella è l'iniziativa credo più importante, di assicurare che le vacanze quest'anno sono sicure. Il console onorario Sabrina Strolego ha voluto sottolineare l'attivo contributo del Consolato Generale di Milano nel valutare, attraverso delle conference call con i portatori di interessi, le problematiche che andavano acuendosi in Friuli Venezia Giulia a causa della chiusura dei confini e alla conseguente azione a sostegno della loro riapertura anticipata. Questo assolutamente, e io sono molto felice che il console sia qui con noi, e devo dire che è stato di grande collaborazione per tutto quello che ha fatto per il Friuli Venezia Giulia. Infatti noi abbiamo fatto spesso delle conference call assieme a tutte le varie categorie proprio per esporre le problematiche che si stavano creando tra Friuli Venezia Giulia e l'Austria, e devo dire che il console è stato veramente molto attivo su questo argomento, molto sensibile, anche perché, come abbiamo sentito oggi dal Presidente della Regione, Friuli Venezia Giulia comunque è stata ed è una regione fortunata dal punto di vista del Covid e quindi sicura anche per gli austriaci. Ci avete per un momento fatto tremare le vene ai polsi con queste frontiere che non si riaprivano, ha aggiunto il sindaco di Grado Raugna, e poi finalmente si sono aperte. Molti austriaci con la casa qui a Grado ci chiedevano quando avrebbero potuto venire. Il virus non se n'è andato, occorre un atteggiamento responsabile, ma il fatto che Italia e Austria possano nuovamente dialogare ci apre il cuore, e vogliamo sperare che tra qualche anno questa brutta disavventura rimanga solamente nei ricordi di un sodalizio tra Grado e l'Austria che ha tracciato in modo indelebile la storia economica di questa cittadina. Il Friuli Venezia Giulia è stato fortunato ma anche molto bravo a gestire la parte sanitaria, e questo lo dobbiamo saper raccontare agli amici austriaci, ha rimarcato il direttore dell'agenzia regionale Promoturismo FVG Lucio Gomiero. Il Friuli Venezia Giulia è stato fortunato ma anche molto bravo, quindi bravi che ha gestito tutta la parte sanitaria. E noi abbiamo questa fortuna e la dobbiamo spiegare proprio agli amici austriaci in primis, in cui noi abbiamo avuto un profilo di contagio che è più simile a loro che non al resto d'Italia, e quindi con questi elementi molto concreti dobbiamo rassicurarli per convincere a venire. Già una fetta di un po' più quelli coraggiosi sono già arrivati, molti sono ancora incerti. Ecco, noi dobbiamo convincere questi. Noi abbiamo cominciato come Promoturismo l'8 di giugno con questa conferenza stampa che abbiamo fatto con l'Austria e la Germania. Siamo stati la prima regione proprio a comunicare questi aspetti, di come stavamo preparando la spiaggia, di come stavamo preparando il mare, di come preparavamo i soliti elementi belli della vacanza insieme con quelli che erano gli accorgimenti, non molti ma importanti, per dare serenità, tranquillità, rassicurare, per far venire i nostri amici austriaci.
L'amministratore unico della GIT Impianti Turistici di Grado, Alessandro Lovato, ha sottolineato che è necessario continuare sempre a dialogare e a comunicare tra noi. Prima di giungere a Grado, il console generale Clemens Mantl ha incontrato a Trieste il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Paoletti e il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Nel colloquio ha affrontato il tema del Covid, di quello che è stato fatto in Friuli Venezia Giulia per contenerlo e di quanto si stia elaborando per il recupero dell'economia. A questo proposito il governatore ha sottolineato l'opportunità di interventi di aiuto, ma che prendano distanza dal mero principio di un assistenzialismo indiscriminato che non produce fiducia nel futuro e non allontana quelle paure che frenano le persone verso un graduale ritorno ai consumi. Condivisa nel corso del cordiale colloquio la preoccupazione per le impennate epidemiche che si stanno registrando nei Balcani. Euroregione News.